il porto gruarese, appena maggiorenni, i responsabili dell'aggressione a un ottantenne di San Martino al Tagliamento scaraventato in mare mentre pescava a Bibbione, a incastrargli le immagini delle telecamere. Sabato alle 15:30 a Camponogara i funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno, poi suicidato. Si sarà lutto regionale come decretato dal presidente del Veneto Stefani. All'indomani dell'incidente avvenuto tra Dolo e Stra, in cui ha perso la vita il 35enne di Fossò Mirko Celin, la procura ha aperto un fascicolo indagando l'amico della vittima, che era alla guida, per omicidio stradale. È un comportamento irresponsabile e pericoloso. Dopo aver lanciato un appello via social ai giovanissimi che si tuffano dal ponte Baden-Powell, il sindaco di Chioggia si rivolge anche ai loro genitori. Ingoia un tarallo e rischia di soffocare. Attimi di paura in spiaggia a Bibbione, dove un bambino di 4 anni è stato salvato dal pronto intervento di un bagnino. Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di Fabrizio Plessi, autentico pioniere tra i maggiori esponenti della videoarte a livello internazionale. Si era trasferito giovanissimo a Venezia, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Eccoci in diretta, ben trovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque sono stati identificati i 3 presunti responsabili dell'aggressione a un anziano di 80 anni di San Martino al Tagliamento, scaraventato in mare mentre pescava a Bibbione. Si tratta di 3 ragazzi appena maggiorenni. A incastrarli sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono stati identificati 3 responsabili dell'aggressione ai danni di un ottantenne di San Martino al Tagliamento, finiti in acqua mentre stava pescando all'alba di domenica a Bibbione. Erano circa le 6:50 quando l'uomo, che si trovava nei pressi del pontile da cui parte il collegamento X-Lagoon, è stato aggredito alle spalle e scaraventato in acqua senza un apparente motivo. I 3 infatti non conoscevano la vittima e secondo quanto ricostruito finora non ci sarebbe stata alcuna provocazione. Si tratta di 3 italiani neomaggiorenni e residenti nel portogruarese. A permettere agli investigatori di risalire alla loro identità sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione e gli spostamenti di una Citroën arrivata nei pressi del pontile con i 3 a bordo. L'anziano, residente in via Poincico a San Martino al Tagliamento, dopo la caduta in acqua è riuscito a reagire, ha nuotato controcorrente, si è aggrappato ai pali del pontile e ha raggiunto nuovamente la riva prima di chiamare il 112. Ha riportato alcune scoriazioni e diversi traumi. Che di solito va, quando c'è la bella stagione, va giù al mare, all'appartamento e va a pescare, lui tranquillo. Gli accertamenti hanno quindi permesso di identificare i 3 che sono stati denunciati e saranno interrogati nelle prossime ore. Resta da chiarire il motivo di un'aggressione che al momento, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata del tutto immotivata. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità di San Martino al Tagliamento, lasciando rabbia e incredulità per quanto accaduto a un anziano che si trovava semplicemente a pescare. L'educazione dei giovani di oggi non hanno la famiglia, abbiamo distrutto le famiglie, non esistono più i nonni. Purtroppo bisognerebbe intervenire facendo delle cose, intervenendo sulle persone. Qui invece le persone alla fine fanno quello che vogliono e sembra quasi che ci sia una giustizia che è fatta per chi infrange la legge e non protegge per niente chi la rispetta. E questi ragazzi pensano di fare un po' quello che vogliono, dopo non so cosa sia successo in effetti, magari sono stati provocati, non lo so, questo non lo so io. Si svolgeranno sabato pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Camponogara i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La Procura di Venezia ha dato oggi il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. Come annunciato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Alberto Stefani, nella giornata dei funerali sarà proclamato il lutto regionale. Intanto dall'autopsia sul corpo di Dino Keber non sono emersi segni di colluttazione. Sembrerebbe che la donna non abbia dunque tentato di difendersi. Su entrambi i corpi sono stati eseguiti anche gli esami tossicologici necessari per capire se la 39enne fosse stata sedata o se Keber fosse sotto l'effetto di sostanze.
All'indomani dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio tra Dolo e Stra, in cui ha perso la vita il 35enne di Fossò, Mirko Celin, la procura ha aperto un fascicolo indagando l'amico della vittima, che era alla guida, con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Mentre la procura ha aperto un fascicolo indagando per omicidio stradale il 35enne che domenica pomeriggio era alla guida dell'auto modello Darelli, la comunità di Fossò è in lutto per la morte di Mirko Celin, anche lui 35 anni, che si trovava al lato passeggero quando è avvenuto l'incidente che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per lui non c'era più nulla da fare. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità e che lascia un segno profondo di lutto, cordoglio, e anche come amministrazione comunale vogliamo essere vicini e partecipi a questo grande momento di dolore della famiglia. Sono riuscito a parlare con loro, i quali chiedono in questo momento la massima riservatezza sulla questione, e penso che il modo più utile per aiutarli sia mantenere il silenzio. Erano circa le 18:30 quando è avvenuto l'incidente. Alla guida Fabio Compagno. Prima la frenata, poi un boato fortissimo, hanno raccontato alcuni residenti della zona. L'auto proveniva da Dolo e non appena superato il confine nel comune di Stra, poco dopo la curva, ha terminato la sua corsa, qui ribaltandosi. Ferito anche il conducente, amico d'infanzia della vittima, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Soccorso dai vigili del fuoco e poi trasferito in ospedale con l'elicottero del 118. I due erano molto legati, racconta il primo cittadino. È un amico d'infanzia che adesso è profondamente scosso per la perdita appunto di questo amico che conosceva da sempre. Poche ore prima dell'incidente, Celin aveva pubblicato sui social la foto della macchina Darelli, scrivendo «Oggi niente bici». Il 35enne era appassionato di viaggi e di bicicletta, che praticava a livello amatoriale. Faceva anche parte dell'associazione sportiva dilettantistica Tombelle, realtà del territorio legata alle due ruote. L'incidente riporta anche l'attenzione sulla sicurezza di Via Dolo, ricorda il sindaco Naletto. Una strada non ampia ma che vede delle limitazioni di velocità presenti sia nel comune di Dolo che di Stra, della segnaletica rafforzata a 50 km all'ora come limite di velocità e a 30 nei centri diremo più vicini alle case. C'è l'amaro però in bocca, c'è la tragedia di una giovane età, ecco, lasciata sulla strada, sull'asfalto, peraltro anche uno sportivo, un giovane con tanta voglia di vivere, che proprio attraverso anche una passione che oltre a quella della bicicletta era l'auto, ha trovato la morte. Ecco, che sia questo di esempio emotivo nell'insistere, nell'educare, nel far percepire il rischio che c'è nel non rispettare il codice della strada. E un altro incidente questa mattina intorno alle 12 sulla strada che dalla Romea porta a Calino lungo il Brenta. 2 le auto coinvolte, una sopraggiungeva da Callino con una donna e le figlie a bordo, l'altra, su cui viaggiava una famiglia di origini orientali, marito, moglie e 3 bambini, tentava di mettersi sul lungo Brenta in direzione del campeggio. Lievi le ferite riportate per gli occupanti di entrambe le vetture, tutti portati al pronto soccorso per accertamenti. Più controlli della polizia locale, un appello ai ragazzi e ai loro genitori. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, scende in campo contro la pericolosissima pratica di un gruppo di minorenni che si tuffa dal ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Evitate di tuffarvi sopra il ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Lì passano anche barchini, anche alcuni a forte velocità, quindi non piangiamo quando succede quando accadono delle cose che sono ormai accadute. Non è una bravata, non è un gioco, è un comportamento irresponsabile e pericoloso. Dopo aver lanciato un appello via social direttamente ai giovanissimi che ultimamente si tuffano dal ponte Baden-Powell a Borgo San Giovanni in un canale navigabile dove un'imbarcazione può passare in qualsiasi momento, il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, si rivolge anche ai loro genitori, perché se i ragazzi non comprendono il pericolo è compito degli adulti intervenire. Questi tuffi sono vietati non solo da regolamenti
regolamento di polizia urbana del comune di Chioggia, ma sono vietati anche dal codice della navigazione. Quindi doppio divieto, ma vedo che sono incuranti. Allora mi rivolgo veramente anche ai genitori: state attenti ai vostri ragazzi. Lo so che quando sono fuori casa è impossibile seguirli ovunque, però mi rivolgo veramente ai genitori che sanno che magari i ragazzi vanno a tuffarsi in qualche zona di Chioggia. Bastano pochi secondi per trasformare una bravata in una tragedia, ha scritto Armelao, chiedendo ai ragazzi di usare la testa. Pensate alla vostra vita, ha aggiunto. Pensate ai vostri genitori, alle vostre famiglie, agli amici e a tutte le persone che vi vogliono bene, che verrebbero distrutte da una tragedia. Al di là degli appelli, in ogni caso, dal comune ora arriva anche un'altra risposta. Ora chiederò alla polizia locale non solo di effettuare dei controlli mirati in quella zona, ma chiederò anche di verificare i video che ci sono dalla telecamera di videosorveglianza del comune, affinché si possano identificare questi ragazzi giovani, e poi andremo dai genitori a suonare il campanello. Paura in spiaggia a Bibbione, dove un bambino triestino di 4 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un tarallo. Questa mattina la nonna di un bambino è corsa sotto il mio ombrellone e successivamente mi sono andato incontro e, vedendo il bambino che aveva ingerito un tarallo, ho praticato la manovra di Heimlich e l'ho aiutato a riprendere il respiro e tutto si è concluso per il meglio. È questo il racconto del bagnino di Bibbione Pineta, che nelle scorse ore è intervenuto per salvare la vita a un bambino di 4 anni. Il piccolo, appartenente a una famiglia triestina in vacanza, aveva ingerito un tarallo e stava soffocando. Attimi di grande paura nei quali sono stati decisivi la prontezza e soprattutto la preparazione del bagnino, che è riuscito a intervenire tempestivamente e a liberare le vie respiratorie del bambino, evitando conseguenze ben più gravi. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza della formazione degli operatori in spiaggia. A sottolinearlo è anche Lorenzo Braida, presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, intervenuto sulla vicenda. Effettivamente è stato un intervento tempestivo e con grande soddisfazione, perché è appena successo, fra l'altro sono ancora scosso anch'io. L'intervento è stato davvero risolutorio e questo ci dà forza nel dire che anche tutta la campagna di formazione che viene fatta anche dall'ASL sulle spiagge per la formazione per le mamme, sta benedetta manovra di Heimlich, non è tempo buttato, perché può salvare delle vite. Stamattina io ne ho avuto proprio la prova concreta, perché per la prima volta è successo in spiaggia e abbiamo agito secondo quel tipo di procedura ed è stata veramente risolutoria. A Mestre la polizia ha arrestato in flagranza un nordafricano per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, denunciandolo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo notturno in via Miranese gli agenti si sono avvicinati a un'auto in sosta con a bordo 3 persone. Improvvisamente uno dei passeggeri ha tentato di fuggire a piedi, venendo bloccato immediatamente. È stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish e di alcuni grammi di cocaina. A Marghera invece è finito in manette un 50enne accusato di ripetuti maltrattamenti in famiglia. La polizia lo ha arrestato in casa dei genitori dopo che il fratello aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Alla fine si è dovuta attivare la polizia e procedere all'arresto. Gli agenti erano intervenuti in un appartamento di Marghera dopo la segnalazione di una lite in famiglia particolarmente violenta. Una volta arrivati si sono trovati di fronte ad un uomo di circa 50 anni che, in evidente stato di alterazione a causa dell'abuso di alcolici, aveva aggredito verbalmente e fisicamente i genitori, rivolgendogli diverse minacce. Un comportamento che dal racconto delle vittime si protraeva da tempo. In questo caso però la gravità e la paura dei familiari erano stati tali da richiedere l'intervento di un altro figlio che, dopo aver tentato invano di calmare il fratello, aveva allertato le forze dell'ordine. Lo scenario emerso era quindi quello di un atteggiamento spesso violento che sfociava in atti vessatori ripetuti verso una famiglia ormai esausta e costretta a vivere in uno stato d'animo di timore e paura. I poliziotti hanno arrestato il 50enne mettendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto con rito direttissimo la custodia in carcere. Controlli a tappeto della polizia locale sulle affittanze turistiche a Murano. Su 14 strutture controllate in ben 11 sono state riscontrate irregolarità con multe che complessivamente hanno superato i 6.000 euro.
Ben 11 affitti turistici con irregolarità, solo 2 regolari ma con approfondimenti in corso sull'imposta di soggiorno, più un'altra struttura ancora in fase di accertamento. L'operazione di contrasto all'abusivismo ricettivo a Murano, condotto dal nucleo di polizia tributaria della Polizia Locale di Venezia, ha fatto emergere un quadro di diffuse irregolarità. In 2 casi le locazioni turistiche erano prive del codice identificativo nazionale obbligatorio, con conseguente sanzione di 1.600 euro a ciascuna. In un'altra mancavano i dispositivi obbligatori per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio e l'estintore non era stato revisionato, per una multa complessiva di 2.400 euro. Qui peraltro la presenza non dichiarata di 3 televisori ha portato anche alla contestazione per il canone Rai speciale. Un alloggio turistico non attivo è invece risultato in violazione della disposizione che impone la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva ed è stato sanzionato per 667 euro. In ben 7 strutture infine è stata accertata la mancata esposizione del CIN, codice identificativo nazionale, al pubblico o all'interno dell'immobile, facendo scattare le relative diffide amministrative. Una segnalazione per una persona intenta a mendicare con un cane nell'area di San Marco ha portato all'intervento della polizia locale e al sequestro amministrativo dell'animale. La persona è stata individuata nei pressi di Campo Manin. Gli agenti hanno sequestrato il cane affidandolo all'ULS 3 sulla base del regolamento comunale che prevede il divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa di 350 euro. Lutto nel mondo dell'arte ora per la scomparsa di Fabrizio Plessi, autentico pioniere tra i maggiori esponenti della videoarte a livello internazionale. A livello internazionale era considerato uno dei più importanti pionieri della videoarte e il massimo esponente di questa corrente in Italia. Fabrizio Plessi è scomparso ad Olo, dove era ricoverato all'età di 86 anni. Originario di Reggio Emilia, si trasferì giovanissimo a Venezia. La sua carriera artistica comincia con la pittura, ma già negli anni 60 inizia una sperimentazione con i video che lo porterà ad esporre prima al Centro Pompidou di Parigi nell'82, quindi nel 1986 ad essere il primo ad introdurre la televisione come materiale artistico alla Biennale di Venezia, dove esporrà 14 volte. Nel 98 il Guggenheim di New York gli dedica una retrospettiva. Nel 2000 realizza per il padiglione italiano dell'Expo di Hannover una monumentale installazione di televisori alta 44 metri ribattezzata Mare Verticale, un tema ricorrente ripetuto in una nuova versione alla 51esima Biennale di Venezia. Senza la sua presenza, il panorama artistico contemporaneo veneziano non sarebbe stato lo stesso, ha commentato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Ha dimostrato che l'arte non è passatismo, ma contiene in sé la sfida di conciliare tradizione e tecnologia. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, parla di un pioniere, un visionario che ha sempre avuto il coraggio di seguire un linguaggio personale senza cercare il facile applauso. Maria Cristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha ricordato la sua celebre installazione digitale L'età dell'oro, presentata al Museo Correr nel 2020, eco della storica e indimenticabile mostra Waterfire del 2001. Giampiero Beltotto ha ricordato l'ultimo progetto di Fabrizio Plessi al Teatro Stabile del Veneto nel 2010 per lo spettacolo Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello, di cui il grande artista curò le scenografie. Il basket adesso, l'Umana Reyer è pronta per la nuova stagione, presentata la prima squadra maschile al Taliercio con importanti novità. Si riparte per la nuova stagione dell'Umana Reyer che inizia con il raduno della prima squadra maschile. Si prospetta un campionato competitivo ma con l'energia e l'entusiasmo che caratterizza gli Oro Granata, che con coach Spacchi al 5º anno stanno iniziando a marcare la loro identità. Io sono molto soddisfatto dei giocatori che ci sono arrivati, adesso tocca a me e il mio staff tecnico per fare squadra. Abbiamo nomi, abbiamo talento, devi fare squadra. Quest'anno il campionato secondo me è cresciuto, però Reyer non cambia obiettivi. L'emozione è quella del primo giorno, dichiara il presidente Casarin, ma anche dopo 21 anni ritrovarsi con staff, giocatori, dirigenti e settore sanitario è qualcosa di importante. Ci stimola a guardare positivamente alla nuova stagione. Pian piano lavorando, sbagliando, perché chiaramente gli errori aiutano per crescere. Siamo riusciti a creare una realtà così importante, una realtà che è rispettata anche non solo in Italia ma anche all'estero, e la volontà di continuare ad essere, come dicevo prima, protagonisti, poter regalare quelle emozioni che nella finale scudetto maschile e femminile ci hanno accompagnato. Ecco, da questa idea di condivisione che era un po' mancata in virtù del fatto anche che il Covid aveva tolto un po' la poesia, in quest'anno invece abbiamo rivisto quello che era nel 2019 prima di quel tragico evento. Si parte
alternate con 7 stranieri e una rosa più lunga, puntando anche sui più giovani. Una necessità quella di avere un gruppo più ampio che consentirà di gestire al meglio le rotazioni. Unico intoppo, ammesso da coach Spacchia, potrebbe essere dover iniziare la preparazione senza 4 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Non mi sembra serio cominciare camp senza 4 giocatori, questo è il problema mio, questo è il problema di Re, questo è il problema di tanti altri allenatori in Italia e in Europa. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi, adesso l'edizione di Treviso, una buona serata, arrivederci.